Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli che apriamo con i vaccini. Non licenziare ma convincere per il Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, e questa è la strada da seguire per il personale sanitario che rifiuti la vaccinazione. Dobbiamo far capire l'importanza di tutelarsi principalmente per le professionalità sanitarie, ha detto ai microfoni della trasmissione The Breakfast Club di Radio Capital, riferendosi all'ipotesi del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di licenziare medici e infermieri che rifiutano la vaccinazione. Mi auguro che questa campagna possa essere sempre più presente per tutti i cittadini, ha aggiunto Fedriga, perché c'è una piccolissima parte che non vuole vaccinarsi e un'altra che ha ancora paura di farlo perché ci sono informazioni contrastanti. Per Fedriga potrebbe essere utile un incentivo proattivo per invitare le persone a vaccinarsi come mail e chiamate. Il governatore ha detto di auspicare che ci sia un'apertura del Ministero della Salute sulla proposta di utilizzare il Green Pass per poter tornare a ballare in discoteca e si è detto convinto che il ritorno alla normalità passi attraverso i vaccini. Ai microfoni di Radio Capital Fedriga ha parlato anche di politica. Penso che andare verso un percorso nel quale il centrodestra possa trovare maggiori spunti di unità e possa essere una coalizione ancora più compatta sia positivo. Ha affermato, spiegando che sono i cittadini a chiedere chiarezza e compattezza. E rilanciare la figura dell'assistente di studio del medico di base, lo chiede Ezio Beltrame, uno dei primi medici di medicina generale ad aver creduto nelle aggregazioni funzionali quale strumento per garantire una maggiore assistenza sanitaria sul territorio. L'assistente di studio è fondamentale per smistare telefonate, fissare appuntamenti, distribuire certificati e ricette, alleggerendo così le pratiche burocratiche del medico di base. Il servizio di Isabella Gregoratto. In Friuli Venezia Giulia l'assistenza sanitaria di base funziona a due marce. Da un lato i centri d'aggregazione funzionale che riescono a garantire più facilmente servizi ai pazienti, dall'altro la carenza di personale negli ambulatori medici dove spesso è il singolo professionista a svolgere più ruoli. Ezio Beltrame, medico di medicina generale che ancor prima del decreto Balduzzi del 2011 si è organizzato insieme ad altri colleghi per creare una delle prime aggregazioni funzionali a Mortegliano, riprende la questione. Va ripresa assolutamente questa linea di incentivazione perché è una cosa fondamentale non solo per i pazienti, per il lavoro del medico, per il collegamento con gli altri servizi distrettuali. Sarebbe importante riprendere questa linea di finanziamento assolutamente, sarebbe importante incentivare ulteriormente le medicine di gruppo anche in maniera, diciamo, anche con regole più semplici di quelle attuali, e sarebbe importante, visto il rapporto che c'è stato con l'USCA in questi mesi, migliorare, coltivare ancora di più questo rapporto, che ci permetterebbe di seguire i cronici meglio. Con la guardia medica ancora le cose si possono migliorare, bisogna che ci sia qualche investimento logicamente, perché se abbiamo un medico di guardia medica, un medico dell'USCA collegato in maniera seria, funzionale, gradita con i medici dell'aggregazione funzionale, diventa un'assistenza H24 di professionisti che parlano fra di loro, è l'H24 assicurata dappertutto, quindi queste cose qua bisogna prenderle in mano, secondo me, e approfittare di questo momento pandemico, anche di finanziamenti che ci sono importanti, eccetera, per dare una svolta da questo punto di vista. Ed è entrato in funzione in Friuli il laminatoio più moderno e innovativo al mondo, destinato potenzialmente a guidare la transizione green all'acciaio. Si tratta del nuovo impianto da 190 milioni di euro dell'ABS di Cargnacco. La cerimonia di inaugurazione che si sta tenendo proprio in questo momento alla presenza del presidente del gruppo Danieli Gian Pietro Benedetti e del governatore Massimiliano Fedriga. Collegato via streaming al taglio del nastro anche il ministro Giancarlo Giorgetti, che ha definito il laminatoio un vero orgoglio per il paese. L'impianto si chiama QVR Quality Wire Road 4.0, ha una capacità produttiva di 500.000 tonnellate di vergella all'anno. Grazie al nuovo laminatoio, quello di Cargnacco è l'unico polo in Europa in grado di produrre in un unico sito un'intera gamma di prodotti da 5 a 500 mm, è stato realizzato nell'arco di 20 mesi.
È lungo 500 metri con una superficie di 65.000 metri quadrati ed è definito il più grande treno vergella del mondo. A regime può fatturare 200 milioni. Questa acciaieria è stata progettata per sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale. Il centro di comando consente di effettuare azioni e manovre a distanza, consentendo di evitare la presenza di operatori sulla linea. Il gruppo Danieli si pone alla guida della transizione green dell'acciaio, una siderurgia a basso impatto e a bassissime emissioni. L'impianto è alimentato da un forno a gas brevettato Danieli, capace di ridurre i consumi, abbattere le emissioni e dimezzare gli scarti dovuti al riscaldamento del materiale. Sentiamo adesso le parole di Giancarlo Giorgetti, che ha rilasciato alla Presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi e Danieli durante la cerimonia. Senza imprenditori non c'è economia, lo Stato deve fare quello che deve fare, regolare, indirizzare e rispettare chi in qualche modo ci mette del suo, che con coraggio investe nel futuro, accetta le sfide. E come avete fatto voi, come ha fatto BS, un investimento di questo tipo in un periodo come questo, in un settore che ovviamente accetta le nuove sfide anche poste dalla transizione ecologica, è un orgoglio non soltanto per voi ma anche per il Paese, in modo corretto per approcciare appunto le sfide che poi portano ricchezza e occupazione. Quindi da parte mia è un piacere in qualche modo essere qui con voi, è un grande segnale per tutta anche la politica italiana, non soltanto l'industria imprenditoria. Ampio spazio poi a questo incontro in A voi la linea, intanto voltiamo pagina, attenzione alle famiglie per la gestione dei figli nel periodo estivo. Questo è l'obiettivo infatti del comune di Pordenone, che sosterrà i centri estivi pubblici e privati nei mesi di luglio e agosto. Per il sindaco Ciriani i bambini devono tornare a divertirsi nella normalità. Il comune di Pordenone è pronto a supportare le famiglie nella gestione dei figli in estate, sostenendo i centri estivi in città. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 giugno e copriranno il periodo dal 5 luglio al 13 agosto. Soprattutto quest'estate direi che è un servizio doveroso. I bambini sono una categoria che ha molto sofferto durante la pandemia. L'anno scorso abbiamo assicurato i punti verdi e il prolungamento del servizio di asili nido, ma con delle prescrizioni e dei limiti che rendevano quasi surreale la partecipazione a dei momenti che dovrebbero essere invece di gioco e di divertimento. Lo dico soprattutto da papà. Quest'anno invece diciamo che torniamo ad un livello di quasi normalità e quindi in un clima che dovrebbe essere festoso e gioioso per i più piccoli. Garantiamo che quest'anno, tra l'altro a costi assolutamente invariati, sia il servizio di prolungamento degli asili nido, quindi 0-3 anni, sia il servizio per i bambini da 3 a 6 anni. La cosa importante è che non lasceremo nessuno indietro, come negli anni scorsi non abbiamo avuto liste d'attesa o qualcuno che è stato respinto. Il Comune sarà vicino anche alle strutture private, al mondo associazionistico, a quello sportivo che organizza autonomamente dei centri di aggregazione, dei momenti di divertimento ludici per i nostri ragazzi, proprio per la ragione che ho detto prima. Quindi è fondamentale dare una mano per ritornare un po' alla volta alla normalità. E parliamo sempre di scuola, ma andiamo a Udine. Dopo la protesta del Panina messa in atto a fine maggio dagli alunni delle scuole elementari Alberti di via Baldasseria Media, i genitori, contrariati dal servizio mensa attivato negli istituti comprensivi di Udine, tornano alla carica. Mamma e papà si ritroveranno infatti ai piedi di Palazzo Dronco venerdì 11 giugno alle 11:30 per manifestare contro quello che considerano un servizio di refezione inadeguato, assolutamente da migliorare in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico. A organizzare il picchetto un gruppo di genitori di primarie e secondarie recentemente autocostituitosi, che non vuole che la questione venga abbandonata né rinviata. E dal 18 al 20 giugno a Pordenone torna Piano City, evento che porterà nel cuore della città 55 concerti, protagonisti 90 artisti, la gran parte pianisti, che animeranno vie, piazze e altre location del capoluogo del Friuli Occidentale grazie al sostegno di Regione, Comune e Fondazione Friuli.
55 concerti, 4 grandi eventi serali, 2 inaugurazioni e quasi 90 musicisti. Pordenone si veste di pianoforti nel fine settimana dal 18 al 20 giugno, nella terza edizione di Piano City, che rientra nel cartellone della Festa della Musica del Ministero della Cultura. Ricco il programma realizzato dai curatori del festival, Bruno Cesselli, Lucia Grizzo e Antonella Silvestrini. Le candidature sono state circa 150 richieste da parte degli artisti, ne abbiamo selezionate una novantina. E abbiamo dato in questa edizione, come anche nelle altre, un grande spazio soprattutto ai giovani. Moltissimi gli spunti di riflessione presentati nella 3 giorni, come l'appuntamento del 19 giugno al Teatro Verdi alle 21. Abbiamo commissionato al compositore pordenonese Cristian Carrara un'opera prima su Dante, per cui alcuni 6 suoi improvvisi verranno interfacciati a musiche del repertorio classico con l'esecuzione del grande pianista Roberto Prosseda. Un festival che segna così anche un'ipotetica ripartenza della cultura in città. Adesso si riparte in sicurezza, ma si riparte con un calendario densissimo di appuntamenti di ogni genere e tipo, riparte Piano City e poi tutti i festival, iniziative culturali che hanno da sempre caratterizzato la vitalità della città. Secondo me questo è un segnale di grande fiducia e di grande speranza che merita anche la risposta del pubblico. E parliamo sempre di musica, ma per valorizzare i prati stabili, grazie al regista Massimo Garlati Costa e al musicista musicologo Andrea Del Favero, un viaggio fatto di notte che attraversa luoghi che hanno segnato la storia del Parlamento della Patria del Friuli, ma anche i primi passi dell'aviazione italiana a promuoverlo, il comune di Campoformino, in onore del biotopo dei Magredi che si chiama San Canciano. Omaggio a San Canciano, si intitola così il video musicale realizzato in occasione del giorno in cui si celebra la ricorrenza del protomartire aquileiese che ha dato il nome al biotopo dei Magredi di Campoformido, di San Canciano. Su questi prati stabili, tutelati da normative regionali ed europee, fino a inizio Novecento si ergeva l'antica chiesetta votiva dedicata a San Canciano, poi demolita, chiesetta che ha ispirato anche l'omonima corale fondata nel 1980. Con questo breve videoclip abbiamo voluto fare un omaggio a un luogo simbolico del nostro comune, spiega il vice sindaco di Campoformido Cristian Romanini, ideatore del progetto. Fin dal nostro insediamento stiamo lavorando per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e identitario della nostra comunità. La convenzione con l'Università di Udine per la valorizzazione dei prati stabili, comune amico delle api, nasce proprio in questo contesto. Il biotopo Magredi di San Canciano è un sito di interesse comunitario riconosciuto per la ricchezza di biodiversità, ma assume anche un notevole valore storico per i suoi siti protostorici, e qui si radunava il Parlamento della Patria del Friuli. Qui l'aviazione ha scritto le prime pagine della sua storia e forse il nome stesso del comune di Campoformido ha origini longobarde, poiché in questi prati si tenevano le monomachie. E non si contano le numerose leggende, tra cui anche quella di Joséphine, la moglie di Napoleone Bonaparte, che avrebbe perso in questi luoghi il suo anello qualche settimana prima della firma del Trattato di Campoformido. E dopo un anno di pausa a causa Covid-19, lo Yoga Day Udine torna in città il 21 giugno dalle 7 alle 21. Il programma dell'evento offrirà la possibilità di provare diverse forme di yoga, tutte a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria nelle piazze e nei parchi della città a servizio di Alexis Sabot. Lo Yoga Day Udine, dopo un anno di pausa a causa Covid-19, torna in città il 21 giugno. Il programma dell'evento, che gode del patrocinio del Comune di Udine e dello XEN FVG, offrirà infatti la possibilità di provare diverse forme di yoga per altrettanti eventi, tutti a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria. Mai come nel 2021, hanno precisato gli organizzatori, riteniamo necessario lo svolgimento in presenza dello Yoga Day a Udine, un momento che ciascuno dei partecipanti potrà dedicare a se stesso, praticando, respirando, ritagliandosi del tempo al di fuori del lavoro o della propria abitazione. L'evento è gratuito ed è aperto a tutti i curiosi, principianti che abbiano voglia di sperimentare la pratica dello yoga, ma anche gli esperti che vogliono passare una giornata all'insegna della pratica in una piazza o un giardino pubblico del centro di Udine. Per l'attività è richiesta una buona condizione fisica e di salute, un abbigliamento comodo e l'uso di un tappetino ed eventuali supporti personali. I partecipanti inoltre dovranno presentare la certificazione anti-Covid fornita al momento dell'iscrizione, che sarà obbligatoria.
E si chiude qui il nostro TG delle 12:30, ma dopo la pubblicità torna a voi la linea con collegamenti e approfondimenti dal territorio. Un buon pomeriggio.